Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Benvenuto a settembre, benvenuta la vendemmia e benvenuti a voi per questo inizio dell'8ª stagione di La Taverna. Sono il tuo amico Wayne Young, l'adottato friulano, e sono così contento di essere qui con un'altra stagione, queste conversazioni con amici, con produttori, e parliamo di vini friulani. L'inizio di settembre stiamo parlando della vendemmia, tanti ovviamente hanno già cominciato, tutti parlano bene di questa annata, un'annata bella, equilibrata, un giugno caldo, un luglio fresco, un agosto molto equilibrato, un po' di pioggia, un po' di caldo, e oggi abbiamo proprio una giornata di tanta pioggia, ma non penso che questo cambierà tantissimo la qualità di questa vendemmia. Tutti parlano molto bene dell'annata 2025. Siamo qui all'inizio di settembre, siamo qui anche alla porta di Friuli Doc, la grandissima mostra, celebrazione di cultura friulana qui a Udine, dove vivo, e sono molto contento perché questa domenica il 14, conduco una degustazione insieme con il consorzio di Colli Orientali, che si chiama Rock and Roots, una degustazione in inglese. Allora, se parli inglese, andate subito al sito web del consorzio per prenotare spazio, perché, come dice il mio amico Francesco, che stanno già prenotando tanti posti. Allora andate e speriamo di avere un po' di divertimento abbinando delle canzoni di rock classico americano con i vini friulani. Non vedo l'ora di fare questo progetto, questa degustazione domenica sera. Voglio sempre anche ringraziare, in particolare, il Consorzio di Colli Orientali, che mi danno lo spazio dentro il grandissimo Tasting Academy, dove faccio tantissimi, quasi tutti di questi puntate, queste registrazioni per il podcast La Taverna. E mi ringrazio tantissimo del supporto, del tempo, del spazio che è stato dedicato a me e questo progetto dentro il Tasting Academy, dove tante persone vengono per capire e di imparare da il grande Matteo Bellotto e Francesco Scalitaris, grazie anche a Mariano, che mi danno questo spazio per esercitare questo bellissimo hobby che lo faccio e mi dedico spesso. Sono anche molto contento di cominciare questa 8ª stagione di La Taverna con un personaggio, con una persona veramente splendida, una persona che secondo me entra in questa categoria, come dice il mio grande amico Ben Litto, di future people, una giovane donna di una famiglia famosissima, Marta Venica. Abbiamo fatto questa bellissima conversazione parlando un po' della sua storia, delle sue esperienze anche all'estero che non sapevo. E ogni volta che assaggio i vini di Marta, e sono sempre stupito della qualità, della dedizione e della purità di questi vini che lei fa con un'idea di usare meno intervenzione, tutto biologico, tutto naturale, anche se quella parola naturale è una parola un po' pericoloso, ma comunque vini veramente ben fatti, un piccolo produttrice ovviamente, però abbiamo passato un'oretta insieme e ho imparato tantissimo di questa persona e non vedo nient'altro però una futura positiva per questa produttrice.
vini che sicuramente sono grandi vini che sono in fase di crescita, in fase di impara le sue zone, le sue colline, le sue vigneti, e allora non vedo l'ora di vedere come va avanti questo giovane talento che è Marta Venica. Allora, spero di vedervi domenica a Rock and Roots a Friuli Dock, e andiamo avanti adesso con la prima parte della prima puntata dell'8ª stagione della Taverna con Marta Venica. Non posso pensare di un modo per cominciare un mercoledì mattina. Non posso pensare di una cosa meglio di condividere un bicchiere di ribolla gialla con Marta Venica. Marta, grazie tantissimo per essere qui alla Tasting Academy di Colli Orientali oggi. Grazie a te, sono molto contenta, emozionata. Emozionata perché? Sì, perché è un bel momento sicuramente di condivisione e Esatto. poter fare una bella chiacchierata insieme. Ma Mi è una fa molto chiacchierata piacere. tra amici, non deve essere troppo emozionata. Ma sono contento perché questa è la prima puntata dell'8ª stagione della Taverna. Allora grazie per essere qui. Giorni, proprio ore prima delle vendemmie, no? Siamo qui che cos'è oggi? Il 20? Sì, 20 di agosto, allora pochi giorni prima delle cose. Ovviamente questo non sarà pubblicato fino all'inizio di settembre. Allora siamo già avanti della vendemmia, però sicuramente quando viene pubblicato tu sarai proprio nel profondo clou, vendemmia, sì. esatto. Come sta andando in questa stagione di 2025 per quelli che stanno ascoltando? Come Per ti me- vedi? Sì, per me è stata una stagione positiva e poi quando si portano finalmente le uve in cantina ci si rilassa perché significa che si è lavorato bene in vigna. E è stata una stagione equilibrata, oserei dire, Ok. perché per me che appunto ho le vigne in delle colline abbastanza alte in Coglio, c'è stato un bel equilibrio tra le piogge Mhm. e le giornate, insomma, il calore, il sole, che è anche molto importante per la maturazione delle uve anche in quest'ultimo periodo. Ok. Ovviamente devo cominciare di parlare un po' del tuo cognome abbastanza famosa, no? Certo. Puoi spiegare forse alle persone che non ti conoscono il tuo collegamento con l'azienda grande di Venica? Sì. Sì. Fino a 2 anni fa, quindi Mhm. fino al 2023, ho fatto parte dell'azienda Venica Venica, nonché appunto parte della mia famiglia. Mhm. 2 anni fa il papà ha venduto il suo 50%, la sua parte allo zio Ok. e quindi siamo usciti dall'azienda. Ok. E questo mi ha permesso di iniziare la mia nuova attività, che in realtà avevo iniziato nel 2019 come un piccolo progettino partendo da 2 ettari, adesso ne sto coltivando 5 e sono molto contenta. E di dove è venuto questa idea, questa voglia di andare per fare vino per se stesso? Di dove è venuta questa voglia, questa idea? Penso tanto dalla voglia di mettersi in gioco. Mhm. Il mondo del vino mi è sempre piaciuto ed ero molto curiosa di provare a fare qualcosa seguendo le mie idee e la mia filosofia. Ok. E quindi ricordo nel 2019 che il pensiero è stato quello: mi prendo un piccolo fazzoletto di terra, Mhm. appunto avevo iniziato da meno di 1 ettaro, lo coltivo per vedere io che cosa riesco a fare, se riesco appunto ad arrivare alla vendemmia, alla gestione, quindi mi ero molto concentrata sulla gestione del vigneto, Ok. con delle pratiche biologiche, ma appunto anche di agricoltura rigenerativa per rigenerare il suolo Mm. ed essere molto attenta a tutto quello che è l'ecosistema e la vitalità del suolo. Poi c'è una parte consistente anche che va
Sì, l'attenzione bisogna porla anche sulla parte aerea della pianta, e ci sono varie pratiche, è stato molto bello poter sperimentare senza sentirmi giudicata da qualcuno, quindi un po' anche poi dagli errori si riesce Ok. a imparare. Allora, per non avere proprio qualcuno indietro che si dice, stai sbagliando su quello, non devi fare così, in questo modo tu hai la tua, puoi fare i tuoi sbagli, Sì, tu esperimenti sì. e vai avanti. Per me è molto importante, forse nelle prime fasi, quando si è anche molto giovani, provare, sbagliare e rendersi conto da soli di certe cose. Ok. È giusto avere una guida, qualcuno che ti possa anche dare una mano, indirizzare, Mm. però secondo me non è un'esperienza completa. Ok. Perché dall'errore delle volte ci si rende conto da soli Certo. che poi c'è anche magari una strada diversa, un piano B che si può attuare. E allora, tu che hai cresciuto proprio nel mondo del vino, Sì. no? C'era un momento che tu ricordi quando, non lo so, è successo qualcosa o c'era un momento quando è diventato adulto o adolescente quando hai detto no, voglio fare questo me stesso, non voglio stare qui, voglio provare da solo. C'era un momento che tu ricordi che è successo una cosa del genere? Forse sì, potrei ricondurlo in seguito a una vendemmia che avevo fatto in Patagonia settentrionale Oh. da Piero Incisa della Rocchetta. L'azienda che ha fondato si chiama Bodega Chakra, siamo appunto in Argentina, e ho fatto un'esperienza bellissima di 3 mesi. E lì quando ho questo ricordo di essere rientrata a casa con un'energia Wow. molto invasiva, che cioè, proprio avevo questa felicità che la sentivo dentro, ma riuscivo anche a comunicarla, a esprimerla alle altre persone. E lì per me è stato evidente pensare, wow, se Piero è riuscito a fare questo perché avendo appunto il collegamento con la famiglia di Tenuta San Guido del Sassicaia, eh, ha messo in piedi la sua realtà, ha realizzato il suo sogno, forse ce la posso fare anch'io. Ah. Quindi sicuramente Piero è stato un punto di riferimento molto forte per me. E quindi dentro di me, magari proprio in quel momento, in maniera incosciente, Ok. che è avvenuto qualcosa. E di dove è venuto fuori di questa esperienza per andare in Argentina? Perché non sapevo che tu hai fatto questa esperienza, questa è una novità anche per me. Avevo conosciuto Piero qualche anno prima al Vinitaly e a me è sempre piaciuto molto viaggiare, e quindi ho fatto prima delle esperienze lavorative in Europa, e quando mi sono sentita pronta, che avevo anche delle conoscenze a- abbastanza solide Ok. per non partire, per fare una grande esperienza all'estero senza avere delle basi che fossero solide. Lì nel 2018 ho detto questo è il momento per prendere e andare dall'altra parte del mondo e mettersi completamente in discussione, quindi per me è Ok. stato molto molto bello e un'esperienza fondamentale che sicuramente mi ha cambiato. Quanto tempo sei stato lì? Ho fatto 3 mesi. 3 mesi. Allora, la vendemmia La praticamente. vendemmia Ok. era un periodo anche comodo perché la raccolgono appunto da febbraio Esatto. circa ad aprile. Sì, un momento calma qui in Friuli. Esatto, Ok. esatto. E quindi anche non mi sentivo in colpa di lasciare determinate mansioni e poi Ok. sì. C'era tutto ok con la famiglia quando hai deciso di fare questa esperienza? Sì, 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 Ok, sì. molto positivo. Sì. Ma questo era collegato anche con i tuoi studi? Hai studiato enologia? Ho fatto viticoltura ed enologia Ok. a Udine 2 anni, e il terzo anno ho fatto l'Erasmus in Germania a Geisenheim, è un'università che riesce a prepararti soprattutto da un punto di vista pratico. Ok. Sì, quindi poi in Germania, oltre all'università, ho fatto anche una vendemmia. Lì ho capito davvero l'importanza della maturazione delle uve al momento della raccolta. Ok. Perché loro
da uno stesso appezzamento, da uno stesso vigneto, raccolgono molte volte il Riesling. Ok. E quindi riuscire a capire il punto di maturazione dell'uva a seconda del risultato che vuoi ottenere nel vino. Mhm. E quindi la Germania è stata molto impattante per me da questo punto di vista. Ok. Poi ho fatto anche altre esperienze, per esempio in Champagne, è stato molto bello. Devo dire in generale tutte esperienze molto positive, che mi facevano sempre voglia poi di ripartire e farne altre. Però in Champagne lì ho capito l'importanza un po' quello che si chiama terroir, della provenienza delle uve da ogni singola vigna, e forse lì appunto sullo spumante l'ho capita meglio che in Borgogna. Ah, Perché ok. sì, assaggiando i vini, quindi anche poi le basi spumante, ma Ok. soprattutto lo champagne finito, lì ho capito davvero l'importanza della provenienza, dell'origine. Ok, Sì, di dove viene sì, queste sì. uve? Ah, ok. Sono appena tornato della Champagne. Ah, che bello. Hai vendemmiato? Hai fatto anche Sì, mamma sì, mia, sì. piegato perché ho visto lì hanno dei viti bassissimi. Sì, Sì, anche se parlando con uno dei produttori dove ha detto che non c'è proprio un motivo di qualità per fare così, potrebbe anche fare un po' più alto, però è sempre stato fatto così, è sempre stato fatto è così, allora vero. non si cambia tanto lì. Però quello che mi ha proprio colpito a Champagne che erano chilometri di vite, no? Cioè, queste colline gentile, però è tutto vitato. No, proprio non potevo neanche capire quanta roba c'era. È molto vicino, non è che È hanno vero. 2 metri tra le Sì, file, sono centimetri di uno dall'altro. sì, Allora molto molto denso, allora una coltivazione molto intenso, molto basso, e allora sono stato colpito è di quel vero. sistema lì. Anche io avevo questo ricordo. Sì, 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 mamma mia, chilometri di vite, di vigneti, no? Molto bello. Però lì, sono d'accordo, lì si parla tantissimo della zona, del tipo di suolo, di dove vieni, della collina, di questo o di quell'altro. Allora sì, ti fa pensare che ovviamente loro hanno un'idea del terroir che noi dobbiamo un po' seguire, no? sì. Come puoi descrivere il tuo terroir dove fai il tuo vino? Come si può, che tipo di categorie che poi si può fare, come si può descrivere dove Ci fai il sto, vino? ci sto lavorando, Ok. sto cercando di capire qualcosa anch'io, perché appunto qui abbiamo una storicità inferiore se appunto confrontati proprio alla Francia. Sono rimasta colpita anch'io della grande biodiversità che abbiamo in questa regione, Mhm. perché appunto se confrontata con lo Champagne o anche altre regioni d'Italia, qui con tutti questi boschi, ehm, tanta collina, quindi abbiamo le vigne nel mezzo dei boschi. Questo ci porta non solo biodiversità, nel mio caso anche tante difficoltà nel momento della raccolta, perché ho sempre a che fare con animali Ok. selvatici da cui mi devo proteggere. Cosa devi fare? I rondini di notte per spaventare? Sì, adesso nel momento della vendemmia gli uccelli mangiano tanti chili di Wow, uva, sì. pensa a te. Fanno un lavoro proprio di precisione, perché loro iniziano acino per acino, però appunto diventano poi quintali di uva. Quindi mi devo proteggere con le reti. Ah sì, proprio con Sì, le reti. sì, sui Ah, perimetri, ok. e delle volte Ah, non basta perché stanno diventando furbi e quindi riescono a escogitare ma, un'altra maniera. ma dai, Sì, ma cosa, sì. entrano da sotto o da Sì, sopra? da Ah dai, sotto, sì, pensa a te. sono per lo più appunto c'è uccelli di rovo, Ok, e quindi puntano direttamente il primo filare a disposizione, certo. e una volta che finiscono, che consumano l'uva sul primo filare, passano al secondo.
Wow, dai. Sì, Allora quindi prendono un po' più di sì. coraggio per Sì, entrare più sì. profondo. Mamma Non mia. volano alti perché sanno che appunto ci sono dei falchetti, Ah, altri predatori e quindi stanno attenti, sono intelligenti. sì, sei più intelligente che pensiamo, no? Pensiamo Sì, che gli sì, uccelli non sono intelligenti, ma invece sì. sono molto intelligenti, sì. E quindi io adesso sto coltivando 3 vigne diverse da cui nascono 3 colli bianchi, Ok. uno per ciascuna vigna e appunto sto cercando di capire negli anni, adesso accumulando qualche vendemmia in più, il terroir, Mm, quindi il carattere, la caratteristica di ciascun vigneto. ok. Sul Martissima Bianco, che è appunto l'etichetta quella azzurra con il germoglio verde, sono contenta perché adesso sto arrivando alla sesta vendemmia Mhm. e quindi finalmente posso organizzare una mini verticale, cosa che non ho mai fatto, Ok. per Aspetto poter, l'invito. sì, per poter assaggiare il vino e rendersi conto ehm, di che cosa esprime, cioè la stessa vigna, Mm, come si esprime negli anni. ok. Sono molto curiosa di questo. Ok, allora hai detto che hai 3 vigneti diversi, Sì, 5 ettari totale. esatto. E come hai trovato questi piccoli vigneti? Hai detto anche circondato del bosco. Sì. Allora, erano vigneti abbandonati o erano vigneti vecchi? Parla un po' di come l'hai trovato questi siti. Sì, allora sono tutte vigne abbastanza vecchie e che sono riuscita proprio le prime 2 vigne, ho avuto così una fortuna, la fortuna del principiante, perché quando nel 2019 ero in cerca di un appezzamento per poter vinificare, 2 signori del paese stavano a loro volta cercando qualcuno a cui poter cedere il vigneto Mm. e quindi ci siamo incontrati, conosciuti e sono riuscita ad appropriarmi di questi 2 appezzamenti molto belli perché, come dicevo, sono circondati dal bosco, ma si trovano in collina, quindi in una zona sempre molto ventilata. Mhm. Questo mi aiuta tanto anche in viticoltura biologica perché devo fare meno trattamenti e ho meno rischi, cioè anche il patogeno, per esempio qua in Friuli la peronospora in questi appezzamenti Mm. si mostra con una timidezza maggiore. Ok. Questo insomma mi aiuta nella gestione generale della vigna. No, l'ultimo invece appezzamento l'ho preso in affitto dal papà, quindi Ah, sì, ok. che è un pezzo insomma, sono 2,5 ettari, adesso lo sto coltivando e vediamo, sono vigne leggermente più giovani perché hanno 40 anni, le altre invece siamo dai 60 a un appezzamento Mm. e poi una piccolissima parcella invece ne ha addirittura 100 Wow. e che la sto custodendo proprio nella miglior maniera possibile. E vediamo insomma come saranno anche queste prime annate. L'anno scorso è stato di questa nuova vigna la prima annata che la coltivavo. Ok. Quindi E che varietà abbiamo? A parte abbiamo il Ribolla Gialla avanti di noi, per altri vini c'è un Eh, friulano, mi pare. sì, sono solo varietà autoctone, quindi Ribolla gialla, il friulano e la malvasia istriana. Ah, ok. Sì, e poi c'è un po' di merlot che comunque si può considerare ormai autoctono. Sì, secondo Sì, me sì, 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 sì. E fai anche un Merlot? sì, Ok, il coglio rosso. ok. Ah, interessante, interessante. Come si può definire? Perché abbiamo parlato un po' della coltivazione biologica, Sì. 100% biologica. I vini che tu fai, come si definisce lo stile dei vini che fai tu? Perché non voglio usare parole particolari, allora voglio lasciare questa definizione a te, perché ho una parola in testa ma non voglio usare. Che è la definizione più difficile. Sì, esatto. Ehm, Cerco magari di esprimere un po' il pensiero perché mi rendo conto che anche utilizzare degli aggettivi è complicato, perché anche per esempio quando si dice vino naturale si apre Esatto. un mondo, Mm. quindi non è facile.
Io cerco di, facendo degli uvaggi veri e propri, perché appunto raccolgo le uve in vigna insieme e quindi vengono Ok. già messe all'interno della pressa tutte e tre insieme. Allora, un vero uvaggio. Uvaggio, Ok. sì, che è molto bello esprimere questo e far capire la differenza del taglio del cosiddetto blend da cantina, perché appunto è la vigna che si esprime dal primissimo momento insieme e non sono io a scegliere che percentuale, che vino unire. Ok. E quindi questo fin dai primissimi anni avevo capito che è un valore aggiunto molto bello. Quello che posso dire è il fatto di raccogliere l'uva insieme e poi fare fermentazioni spontanee, Ok. quindi lasciare anche lì che sia la natura in un certo senso a fare il suo percorso. Ok. Le temperature in cantina le controllo, nel senso voglio monitorare che non salgano oltre un certo livello, però per esempio mentre 10 anni fa se uno mi diceva fermenti a 25 gradi dicevo no vabbè non è possibile, adesso è una cosa che faccio. Ok. E contrariamente anche agli studi, a quello che avevo appreso, ho capito che la fermentazione finisce molto bene, conclude anche gli ultimi grammi residui di zucchero e non perdo nessuna parte, non so, aromatica del vino, parte dei sentori, ma anche quella gustativa. E quindi è un controllare, diciamo, il termometro. Ok. Però quindi io non tengo sempre il frigo acceso, accendo solo se le temperature rischiano proprio di scappare. Allora a quel Ok. punto sì, la volontà non è quella di far marmellata, ma di produrre vino. Certo, Sì. certo. Allora 25 gradi per te non è un problema. No, per me poi anche ho capito, utilizzo anche una piccola parte di legni, quindi tonneau, barrique, di più passaggi, quindi non vado a cercare appunto la parte delle tostature del legno, però lì essendo delle masse più piccole, lavorando su masse piccole, le temperature più di una certa temperatura però non possono salire Sì. in oltremodo. Certo, Sì. certo. E questo io ricordo quando ho lavorato tanti anni fa in cantina, che quando vai in barrica è raro che si può, che devi raffreddare un mosto perché non c'è una massa abbastanza vero. grande per creare tutto questo Sì, caldo, no? sì. Forse l'abbiamo parlato di questo quando abbiamo fatto quelle degustazioni insieme con Emanuele Muzzo, no? Sì, è vero. Perché abbiamo parlato di questa cofermentazione di un vigneto insieme, però c'è anche un produttore famosissimo in Alsazia che si chiama Marcel Dice, che fa la stessa cosa, no? Invece di fare Grand Cru Riesling o Grand Cru Pinot Gris, no, lui fa Grand Cru, punto, e fa la raccolta, mette tutto insieme. Conosci questo produttore? Mai assaggiato i suoi vini? Non ho mai assaggiato i suoi vini, Ok. però sì, la filosofia è la stessa. È molto bello anche quello che hai detto, il fatto di dire è il Grand Cru e basta, senza Sì. guardare al monovarietale. Esatto, il nome del vino è il nome del vigneto, Sì, finito. sì. Sì. E secondo me è interessante di andare avanti con questa idea di identificare il posto e non il vitigno. Esatto, ed è un progetto a cui davvero aspiro per i prossimi anni, perché adesso sono in una fase in cui sto cambiando molte cose perché sto facendo la cantina nuova, quindi è un momento piuttosto dinamico della mia vita, quindi non riesco a concentrare, a porre l'attenzione su tutto nei minimi dettagli. Però la volontà su queste 3 vigne sarà proprio quella di andare a indicare la provenienza, quindi delle uve, poter scrivere in etichetta questa vigna è la vigna di e mettere la località, cosa che attualmente non posso fare perché qui abbiamo delle regole Sì. sì, un po' restrittive che non ci permettono bisogna stare molto attenti in realtà Sì, a quello che sì, si sì, sì. scrive in etichetta. Esatto. Sì. Non so perché non si può scrivere il nome della località dove viene, non so,
per che motivo, Sì. no? Hai mai sentito perché c'era questa regola di non scrivere un posto? Penso perché un po' per le leggi italiane nostre che vogliono monitorare veramente che la cosa avvenga così, non solo perché sei tu a raccontarlo, ma Ok, devono avere, diciamo, la certezza al 100% che quell'uva proviene da quella, di da quel quella. posto. Penso Ok. che uno di questi sia un motivo, però vorrei approfondire questo discorso. Mm. Quindi nel futuro, poi quando avrò la cantina mia dove posso vinificare, perché adesso sono appunto anche in conto lavorazione, quindi Ok, in un'altra in cantina. un'altra cantina, anche se appunto riesco ad avere l'accesso diretto e seguire le mie botti, le vasche, Mhm. però da un punto di vista burocratico diventerebbe tutto molto complesso. Allora Ok. poi quando avrò il mio spazio potrò anche dedicarmi a questo. Mm. E ci sono, non lo so, delle sfide per fare nel tuo modo, no? C'era mai un momento quando hai detto, ma se facevo in un altro modo sarebbe molto più semplice? Cosa sarebbe le sfide, le cose più difficili del modo che fai tu i tuoi vini? Forse, nell'ultimo periodo oserei dire, la parte della gestione del vigneto, Mhm. ma, ricollegandoci al discorso di prima, perché Degli animali. sì, sono tutti appezzamenti in delle zone vocate, quindi ci sono i pro e i contro, di tutto il procedimento, diciamo dal momento zero della potatura ai 2 anni dopo, perché facendo anche affinamenti lunghi, tra vasca e bottiglia, il periodo più ti direi mi è più facile, fare il vino perché faccio meno cose, quindi sono dei Ah, passaggi più semplici sia in cantina che in vigna, perché ok. anche in vigna, per esempio, sfalcio le erbe meno, non cimo i germogli, quindi ci sono certe cose, oppure io diradamenti e defoliazioni non ne faccio, quindi Ah, sono ok. delle attività in meno. Ok. Dall'altro lato ci sono alcune pratiche, come per esempio non cimando i germogli arrotolandoli, e devo metterci più tempo per Sì. fare questa operazione. Sì, ovviamente non devi passare con la cimentrice, però Sì. deve passare proprio a mano a Esatto, rotolare sì. queste Quindi cose. ci sono pro e contro. Mm. La parte forse più difficile è quella, quando arrivi in questo momento dell'anno che dici: Mm. "Wow, sono riuscita a lavorare bene, sono contenta del risultato, tutto è andato bene", perché poi anche la natura, ti deve un po' sorreggere. E arrivi, l'altro ieri ho visto davvero tanta uva mangiata dagli animali, nonostante io mi sia protetta con delle reti, quindi quella parte lì dico: "Sì, è uva, si vede che l'uva è buona e anche gli Mm. animali, Anche sì, ma anche loro sono buon ne gustai. approfittano". Cavolo. Però lì forse è la parte, anche oserei dire un po' frustrante, Ma perché certo. quando lavori e vedi che Ma, ma tu mi hai detto che mangiano proprio quintali. sì, 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 sì. Quintali, ma i quintali sono centinaia di bottiglie. Esatto, sì. Sì, che non puoi fare né vendere, allora è una perdita economica anche, cavolo. Anche, poi, fino a un certo punto dico: "Okay, è giusto anche, insomma che, la natura è il ciclo della natura questo. Certo. Se vuoi la vigne, nel mezzo dei boschi, in collina, questo un po' è la parte negativa, il meno". Ok, esatto. Se no potevo piantare in pianura, avere tutte vigne meccanizzate, ovviamente da un certo punto di vista mi sarei semplificata la vita parlando di operazioni culturali, Mm, però poi non avrei avuto magari lo stesso risultato poi nel vino. ok, Sì, ok, ok. quindi bisogna accettare, non si può avere. E questo equilibrio tra semplicità, però anche del rischio, applica anche della vinificazione? Sì, cioè per me il meno è più,
Meno è più. Sì, perché l'ho capito proprio con questa ribolla, che è il primo, stiamo assaggiando la 2024, è stata la prima vendemmia. E la ribolla gialla è una varietà molto semplice e ha questa caratteristica di essere versatile, perché Molto. si può fare spumantizzata, ha una buccia molto spessa, quindi si presta molto bene alla macerazione. E penso che le persone abbiano forse un'idea più chiara di una ribolla, come può essere una ribolla macerata o spumantizzata. La ribolla gialla vinificata in bianco, io noto che ci sono più punti di domanda, perché non sai mai che cosa aspettarti quando ne ordini una. Esatto. E allora la volontà è stata proprio partire da lì. Io faccio comunque vinificazione in bianco perché faccio macerazione di una notte, ma solo per far sì che la fermentazione spontanea inizi al meglio. Un tipo di alza di capello? Quel sistema lì più o sì, meno o no? Neanche, perché Neanche. proprio è solo 12 ore di contatto con la buccia, quindi all'interno della pressa. Ok. E la mattina dopo sento che la fermentazione è già iniziata, i lieviti hanno già iniziato a lavorare, però appunto poi faccio tutto il ciclo di pressatura e quindi sì, per l'alzata di capello comunque il contatto con la buccia sarebbe più prolungato. Allora questo, perché se ho pensato, solo guardando il colore ho pensato che non c'è tanto contatto con la buccia, però in bocca c'è questa profondità che solitamente lo trovi con quelli macerati, che allora è un bellissimo equilibrio tra lo stile, diciamo, semplice, per mancanza di un'altra parola, Sì. fresco di un ribolla gialla, che è molto popolare, che è valido come stile, e quello più profondo di uno macerato. Però lo trovo un bellissimo equilibrio in questo. Ti dico subito che non sono un grandissimo fan del ribolla gialla, non è il mio vitigno più preferito in Friuli Venezia Giulia, però questa mi piace tantissimo. Bene, ne sono molto contenta, perché un po' l'obiettivo era, se così si può dire, cioè ridare un po' di spazio di onore, adesso non vorrei esagerare, a questa varietà, perché proprio essendo molto semplice spesso è stata bistrattata nel tempo, e quindi è una varietà che non ha bisogno di essere vestita, per quello ho deciso di vinificarla in maniera molto molto lineare, semplice, in acciaio, senza darle Ok. niente di più. Niente in legno. Esatto, perché secondo me avendo questo scheletro, questa semplicità, è inutile appesantirla in un certo senso Aggiungere. esatto, come per esempio l'aggiunta di una tostatura, per esempio, perché comunque fermentando in barrique un pochettino poi le tostature, anche se sono legni di più passaggi, si sentono. E quindi Molto buono, molto divertente. È solo semplicemente ribolla gialla? sì, ribolla gialla. Ok. Voglio ringraziarvi per essere qui alla Taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli, e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast, lasciaci una recensione di 5 stelle.